anni era abbastanza difficile uscire anche dai paesi e dalle zone vicine, quindi per me non era così facile arrivare ad Agordo, però era talmente famoso il nostro istituto a quei tempi che era presentato da tutti come un istituto di grande rilievo, sia per gli insegnamenti sia per le opportunità di lavoro. Il percorso scolastico per me è stato fantastico e me lo sono sempre ritrovato in tutta la mia attività piuttosto lunga. Le conoscenze che ho acquisito all'Istituto Minerario sono state sempre preziosissime per il mio lavoro, ma anche per il tipo di rapporto, perché insomma il clima che si respirava era quello un po' internazionale, no? Nel senso che quando si sentiva parlare di questi periti che erano in giro per tutto il mondo, era una cosa che in qualche modo ti trascinava oltre i confini del paese, oltre i confini della provincia, e quindi si era quasi dei predestinati a partire. Per dove non si sa, però tutti quanti si aspettavano di partire per qualche luogo interessante. E quindi il clima che si respirava anche tra le persone, tra gli amici e studenti, insomma, era stato un clima di grande attesa per il futuro, per una vita, non dico di avventure, ma comunque sicuramente interessante dal punto di vista professionale. Potevo andare a lavorare subito, invece fortunatamente mio padre diceva: se vuoi continuare a studiare, puoi continuare a studiare, così mi sono iscritto a ingegneria a Padova e ho fatto un po' fatica, devo dire, a fare ingegneria perché non era proprio facile. A quei tempi c'erano delle barriere molto forti anche all'interno dell'università dal punto di vista proprio della selezione. E insomma, sono riuscito a finire l'università, purtroppo poi ho avuto anche dei problemi familiari nel frattempo, ma insomma sono riuscito. E poi ho fatto un concorso alle ferrovie e che sono riuscito a entrare alle ferrovie, anche se non era la mia grande aspettativa. Io a quel punto pensavo di fare il libero professionista, invece ho cambiato idea, poi ho cominciato anche l'insegnamento. Sono entrato nelle ferrovie e sono andato a Roma e poi a Bolzano, dove sono rimasto molti anni. E quegli anni, insomma, le ferrovie erano messe un po' male dal punto di vista anche della manutenzione delle opere, insomma. C'era da correre parecchio perché, come dimostrano tutti gli eventi, o una volta il fiume, o una volta la montagna, o una volta qualche guaio ferroviario, i treni avevano spesso delle interruzioni pesanti. Poi negli anni, dopo l'81, dopo un'altra alluvione, l'81, c'è stato un grande investimento da parte delle ferrovie che ha permesso di realizzare molte opere anche in provincia di Bolzano, tra cui tutte le gallerie sulla vecchia linea, insomma questo è stato. E abbiamo messo un po' in ordine tutte le ferrovie, anche mi ricordo in particolar modo la Pusteria che è stata elettrificata, è stata ammodernata, abbiamo cambiato tutti i ponti, insomma è stata una bellissima avventura, un po' anche sulla Valsugana. Abbiamo fatto delle cose, naturalmente sulla linea del Brennero, tutte le nuove opere sulla linea del Brennero. E poi invece questo era il 75 quando sono entrato in ferrovia. Nel 94 invece ho visto che insomma non è che avessi ancora molte prospettive rimanendo a Bolzano e sono andato a Verona, un settore più commerciale, insomma delle stazioni dove
mi sono avvicinato un po' di più a quello che era il servizio diretto ai viaggiatori, per capire anche qualcosa di più che non fosse solamente tecnico. E nel 98 invece sono andato a Milano e lì ho avuto una serie di impegni molto molto grossi, tra cui appunto la realizzazione del passante sotto Milano, con l'apertura di tutte le principali stazioni, poi l'alta velocità tra Torino e Milano, che l'abbiamo fatta in 46 mesi, poi abbiamo fatto il passante di Torino, poi un'altra grande opera tra Pioltello e Treviglio, poi abbiamo fatto numerosi altri raddoppi. Insomma, Milano è stata anche un grande periodo molto bello. Io poi sono diventato direttore lì di tutta l'area nord-ovest, quindi con delle responsabilità abbastanza pronunciate, insomma, facendo anche il preside del collegio degli ingegneri ferroviari. Cioè è stato un bel periodo, è durato 9 anni e poi insomma ho pensato di tornare a casa, ma ho avuto l'opportunità di andare nel 2007 a fare l'amministratore della Galleria di Base del Brennero e nel 2008 abbiamo cominciato i lavori per la realizzazione della Galleria di Base del Brennero, lavori che sono tuttora in corso. Anche qui è stata una bellissima prova perché abbiamo praticamente approvato il progetto definitivo, che è tuttora il progetto su cui si sta lavorando e quindi non ha avuto nessun cambiamento nel tempo. E lì abbiamo portato dentro anche diversi periti minerari a lavorare, che sono venuti, abbiamo fatto anche dei convegni all'Istituto Minerario, diverse volte sono andato a riportare quelle che erano le attività che facevamo sulla Galleria di Base del Brennero. E quindi lì ho concluso la mia carriera nel 2010, la mia carriera ferroviaria nel 2010. E poi ne ho cominciato altre carriere che sono perché insomma mi sono trovato nelle condizioni di fare poi il presidente della società dei trasporti qui della provincia di Trento per 4-5 anni. Anche lì insomma abbiamo fatto delle cose abbastanza interessanti a livello provinciale. E poi invece nel 2016 mi sono trovato a fare il commissario governativo per la progettazione di tutte le tratte ferroviarie da Verona fino a Fortezza, cioè la Galleria di Base del Brennero era in corso d'opera, mentre tutte le tratte ferroviarie di cui è previsto un'altra linea affiancata da Verona fino a Fortezza erano tutte in fase un po' così di stanca e quindi è stato nominato appunto il commissario. Io sono andato a fare questo ruolo per 3 anni e abbiamo sbloccato una situazione che è le gallerie tra Ponte Gardena e Fortezza, che sono fondamentali per il funzionamento della Galleria di Base del Brennero, e abbiamo messo anche le basi per i progetti della circolazione di Trento e di Bolzano e di Verona. Ecco, poi nel 2018 io ho dato le dimissioni perché mi sono trovato a discutere con un certo ministro Toninelli che non era proprio il massimo per me del rapporto e quindi mi sono ritirato. Però l'anno scorso, cioè alla fine del 2020, sì, c'è stato un cambio di ruoli qui nel comune di Trento e il sindaco mi ha chiamato a fare l'assessore per portare avanti il progetto che avevo seguito come commissario. Insomma. E adesso lo stiamo portando avanti, è stato finanziato dal PNRR e aspettiamo che venga approvato tra poco per poi realizzare questo nuovo progetto che è importante soprattutto per
della città, perché mette in movimento tutte le attività che ci sono nella città, insomma, non solamente una galleria ferroviaria. Ecco, io praticamente mi sento perito minerario e ferroviere, credo che sia un buon abbinamento e auguro a tutti i giovani di poter avere queste avventure, perché sono state veramente entusiasmanti e quindi io sono assolutamente affezionato e convinto che la nostra scuola, insomma, sia in grado di dare delle ottime prospettive. Mi è un po' dispiaciuto, devo dire, mi è un po' dispiaciuto. Ho avuto però la fortuna di lavorare molto anche con i francesi, gli svizzeri, gli austriaci, per cui il rapporto, diciamo, con delle culture un po' diverse dalla nostra è stato molto, molto interessante e molto formativo. Sicuramente culture molto lontane non le ho avvicinate dal punto di vista lavorativo, però esperienze diverse sono molto importanti, per cui se devo dare un consiglio a dei giovani, dico sicuramente andate a fare un'esperienza in un altro luogo, perché senza farsi prendere dalla malattia d'Africa, ma credo che anche avendo come obiettivo di lavorare in Italia, da noi, la possibilità di avere un paio d'anni di esperienza all'estero in cui ci si misura con le proprie forze, credo che sia fondamentale, non solamente per se stesso, ma anche per dare un contributo migliore all'Italia, insomma.